Se continuiamo a parlarci addosso, ad attaccarci l'un l'altro, a dire stupidaggini sul conto l'uno dell'altro, guardiamo al passato, ma il mondo va avanti e noi rimarremo senza più consenso. Questa è la mia preoccupazione. Era la sera del 17 settembre di 9 anni fa. Roberto Maroni, da segretario della Lega a Vicenza per l'Assemblea federale, avrebbe stoppato quella notte le domande incalzanti dei giornalisti sulla presunta mozione di sfiducia nei confronti di Umberto Bossi. Da sempre contrario alle polemiche, dialogante e costruttivo, il pontiere Maroni seppe mettere insieme le istanze delle locomotive del Nord senza mai cedere all'istinto secessionista. Lo piange la Lega intera oggi e il mondo politico unito. Dalle battaglie sulla sicurezza all'ascolto costante del Nord che reclamava spazio. Il sogno dell'autonomia è anche opera sua. Posso solo ricordare che assieme abbiamo fatto l'operazione dell'autonomia. Il referendum del 22 ottobre 2017 nasceva in Veneto e poi con Roberto Maroni abbiamo portato avanti ovviamente la convocazione nella stessa data dei due referendum in Lombardia e Veneto. E lui sicuramente è stato sempre molto amato da tutti noi, insomma, questo lo si sa. Mi spiace veramente. Se ne va una delle pagine più importanti della Lega. È un amico, scrive l'europarlamentare Tony Darè, il miglior ministro degli interni degli ultimi 30 anni, dice Flavio Tosi, suo vice, ricordando anni bellissimi. Aggiunge, era un uomo tutto d'un pezzo, riservato, pacato, amava la musica, lo ricorda l'assessore Federico Caner, suo vice segretario federale. Mi affidò la costruzione delle scuole quadro. Lui, come sempre, fu lungimirante da questo punto di vista, mi diede il via libera e partimmo, e fu una bella e grande esperienza. Quindi insomma, al di là poi dei momenti, degli screzi, anche perché come sempre accade in un partito. A ricordarlo oggi anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, come presidente ANCI Veneto all'Assemblea di Bergamo. Sono certo, scrive Conte, che il suo ricordo rimarrà vivo e la sua figura sarà un grande esempio per tutti i giovani. Si può, continua, a partire dall'attaccare manifesti e arrivare a fare il ministro. Grazie Roberto. Il cordoglio è unanime in molti casi, affidato ai social network. Un animo schietto e sano, un grande interprete della Lega, così lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Non ha mai venduto l'anima, aggiunge. Non era un cane che abbaiava alla luna.